Sai che se tuo figlio maggiorenne diventa economicamente indipendente, puoi essere obbligata o obbligato a restituire l'assegno di mantenimento ricevuto? In questo video diamo alcuni consigli utili per risolvere un caso molto frequente. Quando è previsto un assegno di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne e quest'ultimo diventa economicamente indipendente, cosa può fare il genitore obbligato per revocare l'obbligo di mantenimento? Per evitare passi falsi, il primo consiglio è quello di affidarsi ad avvocati esperti della materia, per valutare tutti gli scenari possibili e le strategie da intraprendere per raggiungere un accordo con l'altro genitore. Il secondo consiglio è quello di ottenere la prova dell'indipendenza economica del figlio e invitare l'altro genitore a considerare che è meglio raggiungere un accordo piuttosto che essere coinvolti in una causa che non conviene a nessuno, tranne che agli avvocati. Infatti, se la domanda di revoca del mantenimento viene accolta dal tribunale, l'altro genitore può essere obbligato a restituire tutti gli importi ricevuti dalla data della domanda depositata in tribunale, oltre agli interessi, nonché a rimborsare tutte le spese legali sostenute per una questione che ben poteva essere risolta con un accordo. Cosa ne pensi? Scrivici nei commenti.